Eccoci in studio, un salto indietro nel tempo, 5 fanti caduti nella prima guerra mondiale che furono seppelliti per un periodo davanti alla chiesa di Breda di Piave. Bene, sono stati tumulati con tutti gli onori al sacrario di Fagarè. Guarda quei fanti che arrivano, i fanti. Un nonno con il nipotino, il passato ed il futuro che onorano con la loro presenza chi ha dato la vita per un mondo migliore. L'immagine più semplice, ma che meglio sintetizza il senso della cerimonia che ha portato al sacrario di Fagarè altri 5 soldati caduti nella Grande Guerra. Giovanni Buosi, Luigi Moro, Giovanni Romanello, Pietro Vido, insieme al capitano Umberto Buosi, hanno lasciato il pavimento della chiesa di Pero per riunirsi con gli altri 10.000 soldati ricordati nel mausoleo lungo la riva del Piave. Un percorso iniziato proprio dalla Chiesa che li ha accolti per oltre un secolo, con la celebrazione religiosa per le 5 casse coperte dal tricolore. Per rendere omaggio a dei giovani caduti nell'adempimento del loro dovere, nell'intento di donare alla loro e nostra terra libertà e pace. E nonostante sia passato un secolo dalla loro scomparsa sul Carso come nell'ospedale militare arrestito a Castelfranco, a onorarli c'erano le loro comunità di Breda, San Biagio, Macerata, ma anche l'intera Marca Trevigiana e il Veneto, con vessili e rappresentanti di associazioni d'arma. Il nostro amico, il nostro fratello, su nel paradiso, su nel paradiso. La preghiera nel canto degli alpini ha salutato l'uscita delle urne dalla chiesa che infine sono entrate, accompagnate dall'inno del Piave, nell'ala destra del sacrario, dove rimarranno futura memoria, quella di un bambino e i ricordi del nonno e della sua comunità. Una enorme calza realizzata a Ferri all'uncinetto dalle donne di Vigonza sarà venduta e il ricavato andrà alla città della Speranza. Sferruzzando in compagnia tra una parola e l'altra è nata l'idea di fare del bene. Alcune donne di Vigonza hanno creato tutte insieme un grandioso manufatto in lana di 8 metri per 3 e un piede di 5 metri, la Calza della Speranza, composta da circa 30 coperte in lana in varie fantasie. La grande opera di artigianato resterà appesa al municipio di Vigonza fino a domenica. Le singole coperte che la compongono sono in vendita per la città della Speranza. Un modo originale di riflettere sul Natale. La voglia e il bisogno di non stare soli, la voglia di condividere delle piacevoli ore passate assieme, delle chiacchiere in allegria, la voglia di dare una speranza a qualcun altro, perché chiaramente tutto ciò che verrà raccolto verrà donato alla Fondazione Città della Speranza, che dà speranza a quelle famiglie che si ritrovano da oggi a domani in un incubo senza fine. Tantissimi riescono a farcela, purtroppo ancora qualcuno no, ma sappiamo benissimo che la Fondazione sta lavorando per arrivare a coprire anche questo margine. Le signore non hanno trattenuto nemmeno il costo della lana. La calza si potrà ammirare tutta intera anche domenica, quando in piazza Vigonza si accenderà il Natale. Chi fosse interessato all'acquisto di una coperta si può rivolgere direttamente all'assessore. Io attraverso il mio canale Facebook, la mia pagina Facebook, quindi cercate Elisabetta Rettore, ho pubblicato tutte le foto, tutte le coperte disponibili con foto, misure, prezzi, è tutto chiaro, tutto in maniera molto trasparente. Ci sono anche già scritte quelle che sono prenotate, quelle disponibili sono lì, guardate, cercate, scegliete. Una gran bella iniziativa per fare del bene. Questo era anche il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. A tutti voi una buona serata e una buona domenica. Arrivederci.